Voi presenti qui in Piazza Le Monache, qualche piccola comunicazione. Innanzitutto è una manifestazione organizzata dalla Cecofraternita del Carmine con la collaborazione della SD Hollywood Dance, che questa sera abbiamo invitato la scuola a rappresentare questo. Non è uno sport, vero? Non è uno sport. È uno sport, ma voglio dire, è un divertimento anche professionistico, giusto? Io ti ringrazio Angelo per aver accettato il mio invito. Questa serata è in occasione di festeggiamento della Madonna del Carmine e quindi grazie a voi per aver dato a noi la possibilità di fare anche questa serata qui in Piazza Le Monache a Roma. Devo ringraziare innanzitutto l'assessore Filugrano che ci ha permesso di poter essere inseriti nel suo programma Innesti d'estate, come voi ben sapete, e spero che venga a trovarci perché so che sono impegnati su altri fronti, però mi auguro che venga. E mi auguro che questa serata ai vostri bambini, giovani, professionisti sia veramente una vetrina per farli conoscere sempre di più. Io so che lo fate con il cuore, non lo fate con nessun interesse, ci tenete tanto e questi bambini che vengono da voi diventano dei professionisti senza nulla chiedere. E quindi questo fa un grosso merito a voi con un grosso applauso. Bravo Angelo, bravo Gina. Io ti lascio. Vedo che le sedie sono vuote, noi abbiamo messo le sedie per far stare comodo, ma avevamo chiesto una piccola operazione per le spese, ma noi lo siamo fatti così. Che dici? Non ci piace stare in piedi, però è così, l'importante è buon divertimento a tutti e grazie a voi. Grazie Raffaele, grazie agli organizzatori. Allora, buonasera a tutti, noi siamo, vi presento Angelo e Gina, maestri della Hollywood Dance Rufo. Oggi mi travesto da presentatore, in mancanza del presentatore facciamo un po' di tutto. Allora, niente, vi voglio giusto dire qualcosa della nostra scuola. Noi siamo in via Silvio Spaventa 54B, siamo a Rufo, insegniamo a Rufo dal 2001, da noi sono cresciuti parecchie coppie. Oggi parlerà un ragazzo che è cresciuto con noi, che adesso sta in America a studiare e lavora pure in America. Più tardi lo vedrete, non ve ne andate che ci saranno delle grosse sorprese. Allora, niente, noi siamo una coppia di classe AS, standard e latinoamericano. 14 volte finalista al campionato italiano, finalista a Blackpool settimi, primi classificati a Londra, vice campioni del mondo a Parigi, eccetera eccetera, ce ne siano tanti gare all'estero che abbiamo fatto, quindi è inutile elencarli tutti. Iniziamo la serata.